in questo mondo di eroi. Noi siamo molto importanti, ma puoi venire con Ehi, in questo mondo di debiti viviamo solo di scandali e ci sposiamo le vergini. Ehi, e disprezziamo i politici e ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo, piangiamo e poi leggiamo gli oroscopi. Voi vi divertite con noi e vi rubate tra voi in questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Voi siete molto importanti, ma questa festa è per Ciao. In questo mondo di ladri. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Ma a proposito di saluti, voglio iniziare con un grazie immenso a tutti gli amici che sono venuti a sentire il nostro vedere il nostro spettacolo, a sentire il mio concerto a Carmagnola. Quindi grazie davvero a tutti, e in particolare devo ringraziare Simona da Valperga per questa meraviglia che mi ha regalato, per questo suo quadro fantastico. Grazie Simona, grazie. Questo lo appendo vicino al comodino perché ci sta molto bene coi colori della mia cameretta. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, come ho detto prima. Ma adesso vi presento i premi nuovi che saranno protagonisti del giochino del secondo tempo. Guardate qui, il cappellino di Casa Peiretti, la maglietta di Casa Peiretti, sono entrati a far parte di questa lista, che adesso, ecco, di questa lista. Quindi, facendo un riassunto, giochiamo nel secondo tempo per portarci a casa il cappellino, la t-shirt, il buono carburante, il buono formaggi e il buono ristorante. C'è anche una novità: le canzoni sono sempre più facili da indovinare, ma saranno 10 le buste da scegliere. 5 premi, 5 facce rosse, avete il 50% di possibilità di portarvi a casa uno dei nostri 5 favolosi premi. Grazie zia Marta, bella la zia. Io adoro la zia quando sta così, in silenzio, che cara. Non sono solo questa sera qui insieme a me, e ve lo presento subito perché sarà una puntata fatta di tanta musica bella. Amedeo Agrillo, buonasera Amedeo e buona settimana. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Come sta in Amedeo? In piedi, sta all'impiedi. Sto bene, dai, non c'è problema. Guardavo che quel quadretto lì mi piace. È molto bello. Si intona con i tuoi capelli. Sì, veramente, si intona anche con i miei capelli. Fa vedere, guarda. Sì, hai ragione, perfetto. Quando mi sembri Amsic, comunque va bene. Guarda, non parliamo del Napoli che ha cambiato allenatore. Lascia perdere, non siamo proprio allegri. No, non vince più niente. Sesto, settimo posto nel 2026-27. La summa perdi. Che ore sono? Sono le 20:10, precise. Come dice questa canzone, alle 20:10.
104, fatevi sentire amici. Tutto è un'incognita tremenda, tutto è sempre da provare e da scoprire. Il rovescio, la medaglia al lago che ti punge, si potrebbe anche essere insensibili. Nella valigia c'è sempre profumo, serve a celare l'odore che si ha. All'occorrenza ti inventi qualcosa che non sia solo un'età. È come un giro di lancette che si sa sovrapposta insieme ad ogni ora, ma libere che sono le venti, sono le 20, sono le 20:10, sì. Noi siamo quelli che vedono ancora imperterriti casa per i retti. Siamo contenti di rivedere i vecchi film in bianco e nero, tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago sia fermo lì, a portata di mano. Sono le 20, sono le 20:10, sì. Amedeo Grillo per voi. Bella questa canzone degli Audio 2, mi piace molto, anche perché gli Audio 2 ho avuto la fortuna di averli ospiti in casa Peiretti e sono due ragazzi che hanno scritto tanto, hanno scritto per tantissime Forse non sono canzoni. molto note, ma sono belle come pezzi. Tutte molto belle, poi hanno scritto per Mina, hanno scritto Sì, per esatto, Celentano, quindi Pensa che un qualcuno saluto. quando sente sono le 20 si pensa che è Battisti. No. Che Leonpolo c'ha la voce tipo Sì, è vero. c'ha un po' la voce di Battisti. 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Nel secondo tempo giocheremo con i premi nuovi, ma adesso diamo spazio a una vostra richiesta. Quindi Enrico in regia, vai a monitor. Ciao, mi chiamo Francesca, vorrei dedicare Viva la mamma di Edoardo Bennato alla mia mammina. Bella, grazie. Oh, anch'io la mia mamma la chiamo mammina. Eh sì, nonostante 80 anni la Ci chiamo vado mammina. tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che è bianco e nero, tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angelica, ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, da parare nel pensiero convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. E adesso voglio sentire tutti. Angelica, ora non è un jukebox, è un'orchestra vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Bene, bene, la sveglia che suona, bene, bene,
Anche se, vabbè, no, perché secondo me era meglio. Forse per colpa del cia, forse per colpa del meito, mojito, mojito, no, meneito. Sai che una volta mi ha chiesto, mi fai un mojito? Meneito. Sei confusa, perché mi hai preso per il barista. Era già Il prossimo brano di questa sera so che lo devi dedicare a una persona molto importante per te. Assolutamente sì. Quindi. È una richiesta di mia moglie, perché la voleva lei. Per il mio nipotino che ha 4 anni sembra impossibile, ma è vero. Lui metà se la canta tutta quanta, che gli piace quella per sempre sì. A lui gli piace sentire con la mano sul petto, ma ti giuro, ma se la canta tutta? La canta tutta quanta. A 4 anni? Esatto. Come si chiama? Gabriele, voglio Gabri, voglio un video in questo momento dove qua il tuo nonno canta per sempre sì e tu lo accompagni da casa, se è possibile poi ne mandiamo un pezzettino in onda, vediamo se c'è qualcuno vicino a Gabriele che può registrare. Penso mia figlia, se il bambino ancora ci vede, che è stato in mondo la stiamo facendo per lui. Svegliamo Gabriele, mia figlia, se ci sta, non lo so, vediamo. Svegliamo Gabriele per sempre sì. Io la dedica gliel'ho fatta, poi vediamo, dai. Cominciato tutto quanto dal principio, che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. Bene che una grande incognita è il futuro, insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo il muro, litigare e far l'amore poi che male c'è, e si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e 1000 anni ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a così sarà per sempre sì. Bravo Amedeo! Mi sembra che è venuta bene. Bravo, hai fatta bene. È che ogni tanto mi giro di qua ed è inquietante sta cosa dietro. Comunque, guardate che belli premi nuovi, il cappellino e la maglietta di casa Peiretti. Andiamo avanti con le richieste, perché ne abbiamo un'altra. Vai Enrico e fate come questi amici che hanno richiesto la loro canzone. Tantissimi complimenti per la trasmissione. Vorrei sentire appena possibile la canzone Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Alessio di Monbaruzzo. Eccotela Alessio, per te. Ogni notte ritornare per cercarla in qualche bar, non mandare ciao che
che fai e vuoi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, 4 amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, tutti, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Certo che quando richiedono queste canzoni, ragazzi, che meraviglia! Grazie, grazie, grazie Peirettini! Alla quanta acqua? Hai sete, Amedeo? Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. E questa era Acqua Azzurra, Acqua Chiara in una versione, un arrangiamento del Peiretti. Mo un altro bel brano, molto 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 bello, di Gianni Bella, dal titolo Più ci penso. Sono cambiati, no, non mi dire chi li ha accarezzati. Fossi un pittore, puggerei il tuo ritratto, ma sono solo un amante distratto. Io non posso parlare, non voglio, mi lasciasti solo con mio orgoglio. La mia anima in un labirinto, dove ho spento il fuoco con le mani, ma come vuoi che io ti dica rimani, se ti sfiora eppure siamo lontani. Più ci penso e più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua non c'è, ed ora che ci sei, e più ci penso e più mi viene voglia di lei. Le mie forze di uomo sono poche, perdono. Io mi avvicino e riscopro il tuo seno e il tuo profumo come un dolce veleno spezza il ricordo di pure emozioni. Egli aveva una paura dolce, il tuo sguardo taglia come una falce. Io di te
subisco la presenza, ma di lei non posso fare senza. Sono qui con te, il mio cuore consumo, come lei non mi amerà nessuno. Più ci penso e più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente bella tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua non c'è, ed ora che ci sei, io più ci penso e più mi viene voglia di lei. E più ci penso e più mi viene voglia di lei, anche se nella mia mente diversa tu sei. La mia sete cresce finché l'acqua non c'è, ed ora che ci sei, io più ci penso e più mi viene voglia di lei. Più ci penso e più mi viene voglia della pubblicità di Casa Peiretti, perché la pubblicità di Casa È Peiretti la serve, mia dai. no, poi serve per migliorarvi la vita, perché all'interno di questi primi 2 minuti e mezzo e poi dei secondi 2 minuti e mezzo avete delle attività che potete usufruire per migliorare la vostra quotidianità. Detto questo, Pubblicità. bentornati in questa seconda parte, sono le 20:33 ed è il momento di giocare con Casa Peiretti. Enrico, vai con la grafica del nostro giochino, vi ricordo il 378 4080 506 per giocare insieme a Casa Peiretti. Il volume del telefono è già alto e adesso rispondiamo al telefono. Pronto, chi sei e da dove? Dai Rico, sono sempre io, Gianni da Torino. Gianni da Ciao. Torino. Ciao Medeo, Ciao. come stai? Sto bene? abbastanza bene, dai, ti ringrazio. Gianni, hai visto che bei premi che abbiamo L'ho visto, da bisogna questa indovinare, sera in quello poi? so. Il problema è l'indovinare la Indovinare. canzone. Però, Comunque, insomma, hai detto 5 facce rosse e 5 premi, giusto? sono 5 facce rosse e 5 premi. Ok, perfetto. Le 10 Sì. buste, logico, le 10 buste iniziali, eh. Vuoi Certo. provare a indovinare con 5 o con Sempre 15? sempre con 5, perché se la sai, se non la sai, non la sai. Only the brave. Vai. Viva il coraggio di Vai. Gianni. Sei pronto? Questi Vai. sono i tuoi 5 secondi. Vai! Dai. Sì, questo è Antonello Venditti. E il titolo? È il titolo. Ricordati di me. Sì! Vai! Sì, ancora Ti ha sì! suggerito Michele, vero? Ricordati di Giusto. me! Dalla 1 alla 10, quale busta vuoi? Abbassa. Boh, scegliamo la busta. Allora, Abbassate a zero il volume della vediamo. TV però, ragazzi, grazie. Allora, sì, abbassa la televisione, amore. Abbassa. Amo. Allora, Dalla la uno- 2. La 2, iniziamo con La la due. iniziamo Dai, con la busta vediamo. numero 2. Oh. E iniziamo alla grande, perché tra tutti e 5 premi hai vinto, attenzione, non c'è una faccia rossa, ma c'è un buono benzina del valore di 10 euro. Però visto che hai indovinato con 5 secondi hai la possibilità di cambiare o accettare il tuo premio. Cosa vuoi fare? Allora, Michele ha detto che possiamo cambiare il buono benzina da 10 euro. Buono benzina Sì, da- va bene, dai, lo teniamo, dai. Siamo Bravi! contenti così. Bravi Dai, ragazzi, complimenti per aver Perfetto. giocato! Grazie! Buona serata. Un ciao, saluto ciao. da Medeo, ciao! Ciao, da grazie Michela. Michela, grazie, ciao. Ciao Michela, grazie di cuore. Grazie, ciao, Mi raccomando, vale Grazie per tutti un messaggio al 348 80 40 254 con Sì. nome e cognome e cosa avete vinto. Grazie. Ok, Grazie ancora, grazie ciao. a te, ciao Rico, ciao Grazie, Medeo, ciao, ciao, ciao. grazie mille. E Ciao, il primo ciao. è uno dei 5 premi. L'abbiamo andato? salutato. Ben comincio.
Ma oggi magari le faccio fuori tutti e 5. Pensa che bello. Rimangono 5 buste rosse e 5 premi. Sarebbe fantastico. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Emanuele del Cuneo. Ciao Emanuele da Cuneo. Ciao. Benvenuto a Luserna San Giovanni. Benvenuto in Rete 7. Provi a indovinare la canzone con 5 secondi o con 15 secondi? Con 15. Con 15. Con 15. Chi è? Con chi parlo adesso però? Come ti chiami? Come? Chloe. Noè? Chloe. Chloe? Ok, allora con 15, regia, mi confermi? Con 15 secondi? Pronto? 15. Perché sento un po' male. Allora, questi sono i vostri 15 secondi. Eccoli. Canzone capolavoro, dir poco. Mia moglie forse la sa. Vediamo. Giardini di Marte. Come si chiama la moglie? Margherita. Margherita, brava! Grande, Applauso a due, Margherita! dai. Brava 2 su Margherita! Avete una possibilità sola? 1, 10, la 2 non c'è più, ma tutte le altre sono qui per voi. Scegli tu il numero. Scegli mamma perché ha indovinato. Quindi 7. la 7. Vediamo un po' cosa c'è all'interno della 7. No, c'è la Peccato. faccina rossa. Grazie per aver giocato con noi e vi invito a riprovare da mercoledì. Ciao Enrico, grazie. Un abbraccio a tutta Cuneo, grazie, ciao. Ciao. C'era purtroppo la faccina rossa tanto temuta, ma le percentuali di vincita tornano a essere il 50%, perché un premio è andato via, una faccina rossa è andata via, quindi il 50% per il prossimo amico che si chiama e da dove? Pronto? Ciao, sono Alessio, prendo sempre la linea, sono fortunato. Bravo Alessio, mi fa piacere, così giochiamo insieme. 5 o 15 secondi Alessio? Facciamo 15. Facciamo 15 secondi, quindi sono questi i tuoi 15 secondi. Vai. Forza Alessio. Alessio, vediamo un po'. Dispiace, stavolta non ce l'ho. Mi dispiace tanto. è famosissimissima, recentissima, Eh. famosissima. Potevo dire, mi sembrava Venditti, ma non la so. Ma non era Venditti, diamo allora un no. aiuto a casa. Grazie per aver giocato con noi Alessio, ciao. Va bene, grazie a te, ciao. Non era Venditti, ma bensì una donna. Non vi dico di più, andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove ci chiami? Pronto? Ciao, sono Luca da Torino, il papà di Tommy. Ciao Buona Luca! settimana. Ciao Luca da Torino, il papà di Tommy. 5 o 15? 5 secondi o 15? Facciamo 15. Facciamo 15. Sei pronto? Prontissimo. Questi sono i 15 secondi per te. Eh beh. La mia banda suona il rock. Sì, Perfetto, sì, sono stato buonissimo oggi. La mia banda suona il rock. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sono rimaste le centrali. La prima. Scelgo io Enrico. Bravo, scegli tu, vai. Scelgo il 3. Il 3, la busta numero 3. Vediamo cosa c'è all'interno della busta numero 3. Tommy? Sì? Ok. Ma ti piace il formaggio, Tommy? Sì. Perché hai vinto un buono da 20 euro da spendere. Bravo Tommy! Grande scelta! Ottima! Enrico. Bravissimo Tommy!
Hai vinto un buono del nostro sponsor Fattorie Tobia da spendere da 20 euro. Grazie a tutti voi, mi raccomando, sempre un messaggino al 348 80 40 254 prima della fine della trasmissione con scritto nome e cognome e cosa avete vinto. Bravo, ciao! Ancora, ciao. Ciao. E chi mi dice noi hai aumentato le facce rosse più difficile stasera, vedi la prova è stasera su 3 buste 2 premi. Pronto, chi sei e da dove? Pronto. Ciao, aspetta, Enrico che c'è qua e il mio cane che... Cos'è un Rottweiler? Ciao, sono Tonino da Torino. Ciao Tonino. Ma che cane è? Che cane è? È uno spinone. Uno spinone. E come si chiama? Lo spinone? Sky. Me l'hai già detto una volta. Allora, Sky. Si chiama Sky, perfetto. Vuoi indovinare con 5 o con 15? Con 15. Con 15 secondi. Questi sono i tuoi 15 secondi. Vai Torino da Torino. Mi dispiace questa volta. No, Tonino, Tonino, dai. no. Sei sicuro che non la sai? No, mi dispiace, Ma- questa volta no. Anche a me, tanto. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Niente, figurati. Ciao. Ciao. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Vabbè, 378 4080 506 è il numero di telefono per giocare con noi. Devo dire che i premi sono molto belli, devo dire che stiamo sempre aumentando i valori. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Sono io, Milena. Ciao Milena, buonasera e benvenuta a Lusena San Giovanni. Milena, provi a indovinare con 5 o con 15 secondi? Con 15. Con 15 secondi, quindi sei pronta? Eccoti i tuoi 15 secondi, vai! Come dice la canzone, come on Milena! Mi dispiace, ma proprio non mi viene. Anche a me mi dispiace, anche a me molto. Cos'è che metti nel caffè? Vabbè, dai, la prossima, dai. Grazie per aver giocato con noi, ciao Milena! Ciao. Ciao. Era una canzone dello zucchero. Vabbè. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Massimo da Cavagnolo. Ciao Massimo da Cavagnolo. 5 o 15? No, facciamo 15. Facciamo 15. Hai fatto bene su Grazie. questo brano a scegliere 15. Questi sono i tuoi. Ok, quando uno dice ok è perché il titolo è Bella senza anima di Riccardo Cocciante. Bravo! 1, 4, 5, 6, 8, 10 Grazie. 9, 10 Le chiedo ai miei figli che cosa scegliete. La 10, eccola qui. La 10, eccola qui. Mannaggia che c'è la faccina rossa nella 10. C'è la faccina rossa. Mi dispiace, vi invito a rigiocare da mercoledì. Domani sera non saremo in onda. Riproverò. Questo è lo spirito. Un abbraccio ai bimbi. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Sono le 20:45, abbiamo ancora tempo per una telefonata, forse due, vediamo, ricordiamo 378 4080 506. Pronto? Chi sei, da dove? Dopo 124 tentativi sei stato bravo.
Un po' meno, ma siamo lì. Sono Andrea di Borgomasino. Ciao, Ciao Enrico. Andrea, buonasera. Buonasera Andrea. Ciao ad Amedeo. È ritornata la percentuale del 50% di possibilità di vincere, ma prima devi essere bravo a indovinare il brano. Con 5 o con 15? Ma guarda, facciamo con 15, va? Facciamo con 15. Questi sono... Allora, spero che sia del trio Tozzi Rap. Chi lo sa? Chi era Morano? Vabbè, comunque sia, si può dare di più. Bravo. 1, 4, 5, 6, 8, 9. Forza! Guarda, visto che ho 8 gatti, perché ne è nato uno pochi giorni fa, ti dico l'8. Bravo, fai bene. Come l'hai chiamato il gatto nuovo? No, li chiamo tutti allo stesso modo, agitando la scatola dei croccantini. Vengono sicuro, dai. Hai ragione. Hai parlato di croccantini, quindi i tuoi gatti ameranno i croccantini come tu amerai la cena che hai vinto, perché il buono ristorante è per te. Hai vinto un buono ristorante del valore del 50 euro presso l'Osteria Ravezzana. Bravo! Ma dai! Bravo. Grazie. Bravissimo. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio. A voi, grazie Andrea, mille. buonasera. Ciao. È incredibile come la percentuale di vincita aumenta nonostante le buste rosse. Abbiamo ancora tempo per l'ultima, ma l'ultima davvero. Pronto? Chi sei? Da dove? Ciao Enrico, sono Eleonora da Carmagnola. Ciao Eleonora da Carmagnola. Vediamo un po' quali premi. Intanto grazie per la serata di sabato. No, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Grazie. Allora, i premi sono Dai, rimasti. come vincere? Voglio il tuo cappellino. È rimasto il cappellino, è rimasta la maglietta e basta. Quindi Va bene. 2 premi e 3 buste rosse sono rimaste. Ma prima Vabbè. c'è l'ostacolo. Lo so. Canzone. Lo so. 5 o 15? 15 Enrico non oso, quindi meglio 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai Eleonora. Sì. Il più grande di tutti. Oddio Enrico. Guarda, quella di prima la sapevo. È sempre così. È sempre così, Porca me lo dite miseria. tutti, me lo dite tutti. Mon amour. No, non è quella. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio a tutti Enrico. voi. Grazie, un bacione a tutti voi. Ciao Amedeo, spero di vederti presto con insieme Enrico e Alessia e zia Marta. Grazie, ciao. Un bacione, grazie Enrico. Grazie, ciao. Finisce qui il gioco questa sera. Amedeo, abbiamo innanzitutto facciamo vedere velocemente, ma proprio molto velocemente, le buste, poi un lavoro ogni giorno. Nella 9 c'era la maglietta, nella 6 c'era l'altra faccina rossa, nella 5, perché poi a casa giocano, scommettono, nella 5 c'era l'ennesima faccina rossa, mentre nella 4 avevamo il cappellino, mentre nella busta numero 1 c'era la faccina rossa. Ecco ragazzi, queste sono svelate le faccine rosse. Amedeo, vieni qua perché abbiamo un video per te. Vai regia. Ma vai, è arrivato? È arrivato un video per te, vai. Vediamo un po' se la regia riesce a metterlo in onda, se no dopo. Questo è mio nipote. Bellissimo. L'ha fatto già qui. Pubblicità, torniamo subito con i vostri messaggi.
Vai Enrico, subito con i messaggi, ce ne sono tantissimi, abbiamo pochissimo tempo, quindi molti rimarranno chiusi, ahimè, nel computer di 7. Vai Henry, vai. Il canto gioioso può cambiare il corso degli eventi del mondo portando pace a Casa Peretti, un plauso corale perché ci invita a sperare. Grazie Carlo, grazie. Ciao Enrico, ti volevo ringraziare te zia Marta per la bellissima serata passata alla locanda a Casa Cavassa sabato sera, siete meravigliosi. Davide di Torino, ciao Davide, grazie a te. E la zia Marta è stata qualcosa di pazzesco la sabato sera. Venitela a vedere dal vivo perché fa morire. Buona serata, è sempre numero 1. Grazie Dani, grazie. Buonasera Enrico, buonasera Amedeo, buon lunedì, buon inizio del mese, bravi come sempre. Caro Enrico, mi potresti cantare Azzurro di Celentano? Va bene Stefania, la facciamo. Ciao Rondinzone, grazie. Stefania, ciao. Ricordo che domani sera non saremo in onda, ma ripartiamo mercoledì. Ciao, sono Simona da Valperga, ti mando alcune foto delle mie creazioni che dipingo. Sono una semplice dilettante autodidatta, però dipingo col cuore. È stata una bellissima serata sabato a Carmagnola, sembrava di essere in un villaggio vacanze. Grazie Simona, grazie. Allora vedremo poi le tue foto nella prossima puntata. Ciao Enrico, mi puoi cantare Santa Maria? Sì, questo lo facciamo mercoledì. Avevo già la richiesta, era già pronta, poi ok. Un abbraccio al mitico Enrico da Courmayeur, i tuoi fedelissimi anche in trasferta al fossile germano. Ciao ragazzi, grazie. Andate al fresco. Buonasera Enrico, potresti gentilmente cantare La Casa del Sole? Mimmo da Torino, va bene, la mettiamo in programma. Mercoledì o giovedì arriverà anche La Casa nel Sole. Ciao, bentornato Enrico con questa settimana tutta Casa Peretti. Ciao da Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie mille, grazie. E poi ciao Casa Peretti, buonasera, sempre al top. Un saluto al bravissimo Amedeo, Michele e Gianni da Torino. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Michela, ciao Gianni. Ciao Enrico, grazie per la stupenda serata di sabato a Carmagnola per la prima di Casa Peretti Show. La zia Marta è insuperabile. Un abbraccio da Amedeo, Massimo da Carmagnola. Ciao Massimo! Ciao Massimo, grazie. Salutiamo anche la tua meravigliosa famiglia. Ciao, bellissime canzoni come sempre. Silvia Mottalciata, grazie Silvia, grazie. Ciao Medeo, mi fa sempre piacere sentirti cantare, bravo. Rosalia, ciao Enrico, Rosalia, non mi ricordo mai. Ciao Rosalia, buonasera Enrico, buonasera Medeo, buon primo giugno, buon primo giorno della settimana pieno di sole dal vostro amico Marco D'Intra. Ciao Marco, Marco c'è. Ciao Enrico, ciao Medeo, buonissima settimana a voi, a tutta Casa Peretti. Vedo una finta zia Marta che ti tiene d'occhio. Ciao Robby75, Blasoni e Bruno. Riempirò di bacioni anche Blasone e Bruno, grazie. Una grande puntata come sempre con il mitico Amedeo, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie di cuore. Ciao Amedeo, ciao Enrico, non aspettiamo la prossima tempesta per poi raccogliere ciò che resta. Milena, certo, bisogna raccogliere subito i frutti, qualsiasi frutto sia. Grazie davvero per questa meravigliosa trasmissione, ne sono orgogliosa. Veramente buonasera a voi tutti. Vorrei ascoltare la fisarmonica di Gianni Morandi, grazie davvero. Antonella da Venaria, te la metto in programma mercoledì. La fisarmonica, mercoledì. Ciao Enrico, ciao Amedeo, bravi come sempre, una buona settimana di musica e a tutti Massimo da Venaria. Grazie Massimo, grazie. Ciao Enrico, ciao Amedeo, lo dice Elena. Ciao Elena, grazie Elena. E poi chi abbiamo? Renata da Piscina ci scrive: ciao Enrico, approfitto del bravissimo Amedeo per fare una richiesta di una canzone di Peppino di Crappi, napoletana. Mi piacerebbe mille per le bellissime canzoni, anche stasera presente. Lei è presente. Fai i compiti per la prossima volta, per la prossima settimana. Ok. Bentornato Amedeo, sempre un piacere vederti. Buona settimana Lilli da Rorà. Grazie. E poi viva Casa Peretti con un grande Amedeo che non delude mai, lo dice Alessandra da Torino. È vero, verissimo. Ciao Enrico Amedeo, un piacere ascoltarvi, siete bellissimi. Un abbraccio. Mamma Bruna da Prerostino. Ciao Mamma Bruna. Grazie Mamma Bruna. Buonasera Casa Peretti, iniziamo la settimana alla grande con Amedeo, non poteva essere altrimenti mitico. Luciano di Brandizzo, grazie. Ciao, Luciano, grazie. Complimenti per tutte le puntate della compagnia. Potresti cantare i romantici di Tommaso Paradiso? Per favore, appena potete, grazie. Riccardo ed Eva da Terni, va bene, la metteremo in programma. Magari se la sa Valentina mercoledì. Tempo finito, tempo scaduto. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Buon anno! Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì. Grazie Amedeo. Ciao. Ciao a te, Enrico, ciao.